Allora, riprendiamo il filo, Presidente Zanon. Sono venuti fuori diversi argomenti, diverse provocazioni importanti. A me viene un po' il dubbio, ma tutte queste vostre istanze, come vincolare chi un domani ritornerà o andrà a governare la regione, perché poi le alternative, insomma, non ce ne sono tantissime, a che vengano rispettate, che questa sensibilità, perché sono anche sensibilità, che vengano in qualche modo riportate e portate avanti per un modello di sviluppo diverso, perché non è tanto semplice. Come si diceva in campagna elettorale, non mi ricordo chi l'ha detto, si viaggia per i vari mercati e poi ci si scorda che questi esistono, no? Beh, noi abbiamo difficoltà a immaginare che se uno va nelle piazze e basta, noi non dobbiamo fare altro, dobbiamo in ogni caso continuare a sensibilizzare e a fare quell'azione di pressione rispetto a tutte le componenti che poi vanno ad amministrare. Non c'è solamente il Presidente, ma c'è la sua squadra, ci sono tutti i vari referati che poi, per quanto ci riguarda, rappresentano perlomeno 4-5 interlocutori su cui dobbiamo per forza di cose continuare a lavorare. Se vogliamo pensare a come era iniziata l'avventura di questa giunta attuale, noi avevamo subito avuto dei problemi con uno degli assessori che poi invece ci ha portato alla fine del percorso ad aver riconosciuto nei distretti anche il settore che noi rappresentiamo, che non era previsto. Normalmente era solo il settore industriale o il settore dell'artigianato piuttosto che il settore dell'agricoltura che aveva più vicinanze con i distretti. Questo non significa che vogliamo lavorare contro le altre categorie che hanno i loro problemi, ma vogliamo trovare quello spazio, quella capacità di filiera dove il prodotto, se non ha il commercio, come viene venduto? Non possiamo immaginare che l'agricoltura deve fare direttamente la vendita, che l'industria deve fare direttamente la vendita, anche se questo qualche volta sta avvenendo. Noi dobbiamo pensare che il commercio è un mestiere nobile, che deve essere fatto nel rispetto delle regole. Non è possibile, non vogliamo immaginare neanche minimamente che il futuro sia che uno prenota la stanza pensando di andare in albergo e invece va a dormire a casa, è quello che sta scoppiando in questi giorni come nuova moda di qualche famiglia. Non possiamo immaginare che il taxi si deve telefonare a uno che sta facendo altro e diventa il taxista. Questo sta succedendo con Uber e all'ordine del giorno. Cioè, se si vogliono delle regole, le regole devono essere accettate da tutti, noi le chiediamo, le vogliamo far rispettare, ma siamo imprese, non è che possiamo vivere borderline, una volta siamo imprese, una volta siamo che dobbiamo chiedere la mancia o l'acquisto. È un mondo che deve ritrovare la capacità di interlocuzione e chi fa politica deve dare delle linee ben precise. E allora al Veneto cosa chiediamo? Chiediamo di continuare rispetto alle cose che sono già sul tavolo, sapendo che non si può più né perdere del tempo, né si può immaginare che i problemi vengano risolti per la quota della regione fuori di casa nostra. Noi siamo una delle componenti insieme ad altre che vogliono dare un contributo perché le risposte possono veramente venire. E l'occupazione non si può recuperare per decreto, lo dicono tutti, lo diciamo anche noi. L'occupazione la si fa se si fanno dei risparmi e si smette di pesare di chi fa impresa, pensando che abbia già guadagnato solo perché ha aperto una partita IVA. L'impresa deve pagare sul reddito che produce, non sul presunto. Oggi molte aziende chiudono non perché c'è solo l'affitto, e lo ha detto prima bene Barbierato, l'affitto è una delle componenti, ma se anche fosse di proprietà quell'attività e lui non ha battuto neanche uno scontrino perché non ha incassato una lira, quell'azienda costa. Questo è un qualcosa che non sta più bene, bisogna ritornare, ricomporre. Il concetto è: io Stato ti do la possibilità di fare l'imprenditore e se guadagni ti tasso, se non guadagni non ti tasso perché tu non hai guadagnato. Ma se bisogna pagare l'IVA per la pubblica amministrazione prima, adesso c'è ma se guardiamo i singoli casi stiamo qui fino a Natale, siccome lei non ci dà questo posto per tanto tempo, non siamo consapevoli in maniera molto concreta di dire: è giusto che ognuno faccia la sua parte, un lavoratore se non ha impresa non ha lavoro, se l'impresa la facciamo morire sulla culla non diventerà mai un qualcosa di concreto. E teniamo presente che da piccoli si può diventare grandi, non siamo contro la grande impresa, siamo contro le furbate o le scelte che sono senza testa e senza coda. Mariva. Proviamo a vedere la tavola numero 4. Sì.
Il problema... Dalla regia chiediamo la tavola 4. Esatto, il problema della tassazione è un problema opprimente delle imprese. Per esempio, prima tu parlavi del Jobs Act, i giornali parlano del Jobs Act che sta creando occupazione. In realtà la cosa è un po' diversa. No, è dubbia questa cosa, perché il Ministro dice crea occupazione. Noi abbiamo registrato nelle nostre ASCOM che in effetti tra gennaio e febbraio è aumentato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso l'apertura di contratti a tempo indeterminato, per un motivo molto semplice, si è abbassata la detassazione. Questo è, cioè come abbassi le tasse le imprese rispondono, e anche i cittadini, perché se abbassi le tasse hanno più soldi per investire nei consumi, e così le imprese apriamo il nuovo capitolo dell'innovazione. Le imprese del terziario di mercato, commercio, turismo e servizi, hanno voglia di innovare. Per innovare bisogna investire in attrezzature e in formazione e in managerialità. Per fare questo ci vogliono risorse. Se uno ha i margini, dopo aver pagato le tasse, può investire. Se margine non ne ha, come succede oggi, investe zero. Allora, se viene fuori questa tavola, vediamo intanto come c'è nel mercato nostro. C'è un mercato che va secondo una certa logica e una politica che non la segue. La logica con cui va il mercato è questo, che il 33%, vedete quelle cose tra parentesi, delle imprese fa capo al terziario di mercato. Il 51% degli occupati sono del terziario di mercato. Il volume d'affari per il 53% è in capo alle aziende del terziario di mercato e gli stipendi distribuiti per il 62% vengono dalle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Quindi, diciamo, l'economia del Veneto è terziaria. La gente vive, gode e qualche volta spende perché il terziario l'alimenta. Bene, andiamo a vedere qual è il programma dei fondi europei regionali per il prossimo quinquennio. È la parte sottostante della tabella, se me la riprende. Allora, ci sono circa 561 milioni di euro a disposizione, di cui 330 per interventi pubblici. C'è anche la digitalizzazione, per l'amor di Dio, nessuno contesta questo. 217 per i settori produttivi, cioè industria, manifatturiera, artigianato e agricoltura, e solo 18, cioè il 3% di tutto, per il terziario di mercato. Noi non possiamo andare davanti da nessuna parte e le imprese, come la Grandi sostiene sempre, sentono la necessità di formare gli imprenditori e di formare i dipendenti, ecco, mi pare. Sì, io le pongo questa obiezione, anzi a questo punto alla Presidente, perché lei ha toccato un aspetto importante. Importantissimo. No, infatti l'Europa risponde, sembra che diverse volte appunto noi a Bruxelles interagire con i dirigenti europei dicendo noi non possiamo dare per questo tipo di situazioni finché siete piccoli. Quindi siete piccoli, siete disorganizzati, non siete omogenei, non siete massa critica, tanto è vero che poi i progetti sono tutti quanti rivolti a, e lo sapete benissimo, esatto. Quindi questo è per semplificare al massimo. Che cosa rispondete? Quindi forse la percentuale così bassa noi possiamo rispondere con le reti di impresa in questo senso. Esatto, esistono però nel terziario, ovvero nel commercio, servizi, stiamo creando. Ecco. Noi, vi faccio un piccolissimo esempio, come Confcommercio Rovigo, stiamo cercando proprio nei piccoli distretti del commercio, quindi nei piccoli centri storici, stiamo riunendo tutti gli imprenditori e li stiamo formando in singole 20-25 persone, ma stanno rispondendo in modo creativo, ma in modo entusiasta e creativo, innanzitutto per cercare di formare anche questi imprenditori, e anche il discorso di giovani e vecchi imprenditori, quindi la logica di questa sinergia, di riuscire a far interfacciare la vecchia gestione del commercio con la nuova, le ICT, tutto il nuovo mondo del web marketing, e questo è bellissimo proprio vedere interagire i nuovi ragazzi, le nuove imprese che sono anche spesso delle start-up che insegnano come utilizzare i metodi di Facebook, di Twitter, di tutte le nuove tecnologie agli imprenditori di vecchia generazione. Questo è validissimo, però questo lo riusciamo a fare proprio perché creiamo noi le reti di imprese all'interno di piccole strutture. Se non ci permettono, non ci lasciano anche buona parte delle risorse, ma le erodono esclusivamente per il settore produttivo o artigianato, è ovvio che il nostro è un mercato che non riesce a crescere. I nostri imprenditori ci chiedono formazione,
ci chiedono formazione, tutta la parte del settore turismo ci chiede formazione, perché tutta la cultura dell'hotellering, della coccola a quello che può essere il singolo cliente va seguita, va formata, è difficile crearla se non abbiamo fondi per la formazione. E noi un progetto ce l'abbiamo, Gatolin. Infatti Gatolin volevo sapere, ma poi progetti per la formazione ci sono? Perché con un'altra obiezione, butto là delle provocazioni eccetera, il commercio non ha resa, poi sostanzialmente, perché poi la cosa assurda, paradossale è che in Italia il commercio è arrivato a dei livelli paurosi di non resa economica, perché i cittadini hanno paura, non hanno certezza sotto vari profili, quindi non investono, non consumano se non a pochi livelli, di conseguenza sul commercio non si investe più di tanto perché non è considerato interessante. Il turismo, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello, non si capisce cosa si voglia fare, e precipita sempre di più, però in realtà puntando sull'industria, su altri settori dove c'è l'export e così via. Formazione diventa strategica a questo punto. La formazione è strategica e anche il concetto di innovazione che dà anche la Commissione europea, anche nella precedente programmazione, è un concetto di innovazione non è più legato solo all'innovazione tecnologica, che trova espressione prevalentemente nel sistema del produttivo, ma soprattutto trova espressione nei sistemi di applicazione dell'innovazione nei diversi contesti produttivi. Noi abbiamo un grosso gap non solo di competitività, non solo nel settore manifatturiero, ma molto nel settore dei servizi. Siamo tra gli ultimi paesi, l'80° a livello mondiale per quanto riguarda competitività nel sistema terziario. Se abbiamo visto i dati, il sistema terziario in un'economia evoluta sicuramente avrà sempre un maggiore spazio, e a differenza dei paesi low cost, dove continuerà ad avere una produzione sempre più di massa, noi dovremo investire assolutamente in una manifattura sempre più qualificata, sempre più ad alto livello, una sorta quasi di parco scientifico distribuito nel territorio. Questo non vuol dire togliere, ma qualificare, ma anche riconoscere che chi ha subito la più grande rivoluzione nell'innovazione, come dice anche la Commissione europea, è il sistema del terziario, tanto che nella sua edizione di innovazione parla di innovazione di business, innovazione organizzativa, innovazione dei processi, per cui legata non tanto a un'attività solo produttiva manifatturiera, ma a un sistema di attività produttive di terziario di mercato che richiedono un veloce cambiamento. Fino a pochi anni fa nessuno avrebbe immaginato anche che un comparto abbastanza tradizionale come la gestione di un'impresa turistica fosse travolto dall'innovazione tecnologica. Forse è il settore che ha risentito di più di tutti di questo tipo delle innovazioni di internet, dei sistemi di comunicazione. Pensiamo solo che quasi ogni giorno un albergo, un ristorante praticamente è come andasse in borsa, perché deve quotarsi per poter essere attrattivo, per cui un modo di lavorare che ha rovesciato il sistema della competenza anche di chi fa ristorazione, di chi fa albergo, ma di chi opera anche nel settore dei servizi del commercio. Moltissime attività commerciali abbinano l'e-commerce con la vendita diretta, la diversificazione di prodotti e il collegamento anche direttamente con Amazon per gestire una serie di prodotti che poi vengono consegnati e provati e gestiti all'interno del negozio. Per cui oggi è necessaria una visione che la politica fa un po' fatica, probabilmente forse sarebbe necessario un po' di formazione anche per chi opera in questi sistemi, perché la visione ancora presente è ancora un po' tradizionale, risente di un modello di sviluppo che non è quello che avremo, ed è per questo che proponiamo anche una visione nuova, non per creare dei recinti o delle riserve indiane per il terziario, per il commerciale, ma perché noi viviamo come cittadini, se il territorio si sviluppa, si innova e riesce a muoversi verso un mondo che è cambiato e che non può essere riletto e rigestito con le ottiche di ieri. Allora, quali sono le azioni? Noi stiamo lavorando molto nel territorio e anche col sistema regionale per promuovere azioni formative che siano coerenti con le nuove aree di business, il nuovo modo di fare impresa, lavorando con gli operatori, con gli imprenditori, perché in un sistema di piccola e media impresa, non solo nel terziario ma anche nel sistema produttivo, la formazione non può non essere rivolta anche a chi dirige, a chi fa al management, ma anche al titolare di impresa. Per cui su questo l'attenzione deve essere posta a 360 gradi. È chiaro che questo comporta
una rivisitazione anche dei modelli di gestione formativa, anche da un punto di vista del sistema organizzativo regionale, per cui l'impianto organizzativo risente ancora di un modello un po' tradizionale di gestione dell'attività formativa, con un impatto burocratico estremamente rilevante, che a volte è ricondotto ai bisogni e esigenze della Commissione europea, dell'Europa. In realtà non è proprio così, perché chi, come anche noi, opera in attività progettuali con attività di gestione di progetti europei diretti, per cui senza passare tra Stato e Regione, non trova questa grande complessità nella gestione, trova piuttosto una complessità nel creare reti, gruppi di imprese con i quali affrontare la gestione di programmi comunitari, che sono per molti aspetti rivolti a piccole e medie imprese, solo che è necessario creare reti tra queste imprese per poter accedere, certamente, per facilitare poter accedere, e oggi diventa fondamentale crescere nel nostro sistema di produzione di servizi di terziario. Non può essere fatto se non affianchiamo pesantemente un percorso di formazione continua. Questa è la sfida. Ecco, no, so che volete la parola, soltanto che siamo in pubblicità. Un intervento rapido oppure richiede un attimo di riflessione? Prendiamo un po' di tempo, perché così almeno possiamo parlarne meglio, perché poi anche il discorso formazione ha delle reazioni diverse in chi viene formato, quindi volevo capire anche quanto viene accolta la formazione, perché anche questo è un aspetto rilevante. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme.